Racalmuto si muove per proteggere la propria comunità con un defibrillatore che viene consegnato dalla vostra associazione. Sì, oggi finalmente Racalmuto sarà cardioprotetta grazie alla donazione di un defibrillatore che, insieme al contributo di tanti cittadini volontari che hanno voluto sostenere questa iniziativa, un'iniziativa lodevole di carattere collettivo, e insieme a tutti i soci, con la collaborazione dell'ASP di Agrigento, la collaborazione del Comune di Racalmuto, è venuta fuori un'iniziativa abbastanza lodevole, e a breve sarà installato dal Comune di Racalmuto questo defibrillatore, che sarà alle mani, a disposizione di tutta la comunità, e voglio ringraziare tutti i soci dell'associazione Carusi. Ringrazio il reparto soprattutto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il sindaco, l'amministrazione comunale, per aver accolto con attenzione e disponibilità questa lodevole iniziativa. Dottore Caramanno, l'importanza, l'essenzialità e vitalità di avere una comunità cardioprotetta. Ma questo sicuramente rappresenta un primo passo per avere la cosiddetta città cardioprotetta. Significa avere in qualsiasi luogo dei defibrillatori che sono un mezzo salvavita indispensabile per far sì che si possa agire nel momento in cui un soggetto va incontro ad arresto cardiaco. D'altronde il tempo in questi casi è cruciale, per cui si deve intervenire entro 4-5 minuti, ed è importante che una città ad esempio come Racalmuto, affinché sia protetta quasi a 360 gradi, ci siano dislocati in città diversi defibrillatori. Poniamo il caso, ad esempio, Racalmuto ha 12.000 abitanti, ci vorrebbero almeno 15 defibrillatori con un costo che non è tra l'altro eccessivo. Questo ci permetterebbe di salvare in futuro delle vite umane. Dottoressa Parrinello, l'importanza fondamentale, se non indispensabile, di avere un defibrillatore in una comunità, e Racalmuto si muove in merito. Diciamo che l'intervento del defibrillatore nell'interrompere aritmie maligne responsabili di un arresto cardiaco è tanto più efficace quanto più tempestivo esso venga effettuato, motivo per cui è auspicabile avere una distribuzione capillare dei defibrillatori, così che il soccorritore di una vittima di arresto cardiaco possa avere un accesso immediato al defibrillatore. Dovrebbe essere localizzato in punti di maggiore visibilità, chiaramente, e ci auspichiamo che possa avere una distribuzione più capillarmente possibile. L'importanza, dottore Diana, di avere una località cardioprotetta. Beh sì, è fondamentale in questi tempi, perché di arresto cardiaco si muore. In Italia 60.000 arresti cardiaci l'anno, secondo le recenti evidenze, e solo un quarto di queste accedono al defibrillatore, che manca nei territori, soprattutto in Sicilia, e mancano aree cardioprotette. Racalmuto, con questa pregevole iniziativa dei ragazzi dell'associazione Carusi, ha donato questo defibrillatore e ha donato la vita a quanti lo potranno utilizzare. È sicuramente un'occasione per ribadire l'importanza di questi dispositivi, che rappresentano talvolta l'unica soluzione nel caso dell'arresto cardiaco, per consentire ai pazienti, agli sfortunati pazienti, di avere una chance di sopravvivenza. L'augurio nostro è che altri comuni vicini possano sposare questa iniziativa e imitare questa prestigiosa donazione, anche questo atto di generosità che è stato compiuto dai cittadini di Racalmuto per la loro comunità. L'importanza di avere lo strumento del defibrillatore in uso in una comunità è davvero importante, se non vitale.
Direi che è indispensabile. Questo è il primo passo che faremo per Racalmuto, perché un defibrillatore è indispensabile, ma più defibrillatori per una comunità grande come questa sono necessari.